Buongiorno, sono Sara del bar. Vi voglio vedere come tutti lo fanno, i prodotti, ma lo voglio fare anch'io perché mi sembra ovvio, no? Non sono brava come le altre, però spero di fare un testo. Cominciamo dal primo, che è una crema, non diciamo altro, è questa crema qua, l'HB, che è completamente vuota adesso perché non la uso più, uso il contenitore per fare altro. Che lo metti sulle mani, resta le mani unite e andarsi scrapando tutte le mani e ti vengono cose tipo come le pellicine così, e non è molto bello. Se mi chiedete per cui dobbiamo vedere su, e la luce qui sta un po' facendo la furba. Vabbè, comunque continuiamo con l'altro prodotto, no, che è un Lighton Blue dell'HB, cioè struccante, che dà vitamina anche alla pelle. Questo qua non so se si vede molto. Ok. Comunque ha un colore orrendo prima di tutto, vedete questo giallino, non so come sembra, e è struccante, ti unghia tutta la faccia e ti idrata, ti dà, ti fa le rughe delle come si chiama? Quello preso su mia mamma perché abbia le rughe, ma mia mamma ce l'ha, e non ci so, le fa ancora più vedere, e perciò vi unge la faccia, vi fa venire brufoli, fa queste bollicine. Un altro prodotto no. E sempre l'HB fa molte cose buone e decenti. Poi un altro prodotto no è questa colla qua, che è questa qua, non so, l'ho presa in una cosa dove vanno i tatuaggi, così, i piercing, e per incollare un brillantino qua o qua o qua o qua. Devo dire insomma che all'inizio sì, era ottima, sì, però dopo un po' ho detto, ma boh, sento mi fa male, tutto, dico, non può essere questa perché mi hanno detto che è ottimissima. Io ho detto, vabbè, facciamo finta di niente. E mi si, dico, non prendetela perché mi scrivono sulla pelle, la scrivono tutta, mi colla tutto e posso più rovinare brillantine perché non si può rimettere. Poi il terzo, il quarto prodotto no, scusate, è questo qua. Probabilmente della Kiko, no? È questo, è questo, diciamo, che dà volume come si dice, sopracciglia. Non si vede molto, ma c'è una luce orrenda qua. Comunque della Kiko, quindi, chi è fatto così? E serve per farlo allungare come se fosse un gatto leopardo, effetto leopardo. Vi dico di non prenderlo perché non, non va assolutamente, ma proprio no, no, no. E io come tutte cose buone dico che l'ultimo prodotto no, e questo è un'altra cosa, mi ha fatto un dramma, questo smalto qua della Yes Love è quello brillantinato, ho messo su, sì, tutto a posto, a toglierlo un'ora, ma per minchia, 3 dischetti e metà acetone, no no, dico di no. Mm. Ci sono altri che sono molto buoni, però potete fare come questo, però non lo so. Se sapete qualcosa su qualche prodotto no,
di questo tipo, me l'ho scritto qua sotto. E grazie, qua è finito. Aspetta, se c'è qualche problema con dei prodotti no, come i miei o così, fatemi sapere, scrivendolo proprio qui sotto. E se volete qualche informazione così, io ve la do subito, scrivendo sempre qui sotto. Ciao, sono stata Barbie e buona giornata, serata, non so dove siete. Ciao!